Ciao a tutti, anche se un po' in ombra, mi trovo a Pusiano, in provincia di Como, e quello che vedete alle mie spalle è il lago di Pusiano. Oggi farò un itinerario nel Triangolo Lariano. Il Triangolo Lariano, per chi non lo conoscesse, è quel promontorio che si trova tra il ramo di Como, del lago di Como, e il ramo di Lecco, che ha tante strade, ha un bellissimo itinerario con anche delle montagne, si può fare anche del trekking molto, molto bello, tra cui la montagna più alta è il Monte San Primo. Ci sono vari tragitti che si possono fare, io sceglierò quello classico, quello che fanno un po' tutti i motociclisti brianzoli e milanesi, perché questo piccolo paradiso, perché si può chiamare anche così, si trova praticamente a 50 km da Milano, quindi molto molto vicino, raggiungibile veramente molto facilmente. Le strade sono anche piuttosto belle da fare e varie, perché si mischia la montagna con il lago. Quindi se vorrete farmi compagnia, io comincio adesso il mio giro e niente, hasta luego. Inizio questo giro di fronte a Lecco. Infatti iniziamo questo giro del Triangolo Lariano dalla parte del ramo lecchese. È molto bello, vedete la montagna che sta di fronte. Purtroppo, essendo un weekend, il traffico è tanto, perché ci sono molte persone che si spostano sui laghi da Milano, dalla Brianza, e quindi chiaramente su una strada poi così stretta si trova anche questo, purtroppo. Tra poco mi tirerò fuori da questo traffico, perché girerò a sinistra e cominceremo la parte delle montagne, e quindi sicuramente la situazione anche del traffico migliorerà notevolmente. Eccola qua. Ritroveremo il lago più tardi. Adesso cominciamo la salita. Incomincio a fare la Valbrona. Lascio il lago e lo ritroverò più tardi, ma lo ritroverò dalla parte del ramo di Como, e quindi la parte praticamente opposta. Molti ciclisti ci sono anche qui, quindi bisogna fare attenzione, la strada non è larga e quindi devo fare attenzione sia ai ciclisti, sia alle macchine, sia ai motociclisti, insomma un po' tutti quanti. Se si va un po' più piano con la macchina magari è meglio, con tutti questi ciclisti che ci sono, e anche i motociclisti. Eccolo qua, vedete? Se si va un po' più piano è meglio. Strada proprio scavata nella roccia e col bellissimo panorama del lago sulla sinistra. I find myself sometimes thinking of you, thinking of you, thinking of you. My heart beats so fast when I dream of you, when I dream of you. I find myself sometimes thinking of you, thinking of you, thinking of you. My heart beats so fast when I dream of you, when I dream of you. I find myself sometimes thinking of you, thinking of you, thinking of you. My heart beats so fast when I dream of you. Tra poco avrò il bivio, uno di questi bivi, girando a sinistra si torna a sud verso Milano, e invece girando a destra continuo il giro sul Triangolo Lariano, perché mi dirigerò verso Sormano
e sarà un'altra salita che vediamo un po', che troverò ora a sinistra per salire. Non so se qualcuno ha notato, ma ci sono diversi punti acqua, perché ci sono tantissimi ciclisti e quindi fortunatamente ci sono diversi punti acqua dove ci si può rifornire. In moto non c'è questo problema, ma in bicicletta, essendoci andato per molti anni, è un problema davvero importantissimo, vitale. So fast when I dream of you, when I dream of you, I find myself sometimes thinking of you, my heart beats so fast. Su questa strada è meglio evitare di andare troppo veloci perché è una strada battutissima dai ciclisti e questa discesa, avendolo anche praticato il ciclismo amatorialmente, so che come dire, dà libero sfogo alla voglia di velocità dei ciclisti, anche perché si sono fatti circa 15 km di salita. Se scendono di qua è perché sono saliti dal ramo del lago di Como e si sono fatti una quindicina di chilometri di salita, quindi magari alla fine hanno anche voglia così di sciogliere le gambe e quindi è meglio evitare manovre strane perché c'è tanto traffico appunto di ciclisti. Sembra una giornata piuttosto pulita perché si può vedere Milano e gran parte della Valpadana e anche l'Oltrepò Pavese, le montagne del Oltrepò Pavese, che sono distanti da qui. Travel to Earth, Venus and Mars, and astronomically speaking, you're by far the finest one I've never seen in the wild. It's not about your body, it's more like your style. And like Shanice Pull Flex, I must invest ample time to prove your best interest. Those other pilots only flying one way. It's not about your rap, but it's really what you say. Hey, I know you're thinking to yourself, is he real? But lady, that's exactly. Sono sulla colma di Sormano, avete visto prima il paesaggio, ed è il punto più alto che raggiungerò con questo giro al triangolo Lariano. Quindi adesso poi scenderò verso il lago, ma dalla parte del lago di Como, del ramo del lago di Como, quel ramo del lago di Como eccetera, no, è quell'altro, perché curiosamente quello di cui parla il Manzoni è quello di Lecco, da dove siamo appena saliti. Quindi scenderò da questa parte e poi andremo, se vorrete seguirmi, andremo a vedere, a visitare Bellagio. Ok? A dopo. E così ci rimettiamo in cammino. Piane del Tivano c'è parecchia gente oggi, parecchi biker, e infatti c'è parecchio movimento, insomma. C'è una comitiva di biker incredibile. Guardate un po' quanta gente che si sta muovendo, mamma mia. Insomma, sono veramente tanti, Ecco qua uno che pensa che la strada è solo sua, anche altri 2, 3, insomma, bisogna fare attenzione perché è una bella giornata e siamo in tanti per strada. Eccolo qua, il furgone
veramente a tutta velocità, pensa che starà facendo un rally probabilmente. Una bella discesa verso il lago e verso il ramo occidentale del lago di Como, e tra poco ci arriveremo. Your hand touches mine, setting sparks in my heart, drinking the sight of the winter light, all comes to life with you by my side. Esagerato, mamma mia. Non tutti i tedeschi guidano come il grande Schumacher. Bei tornanti, che panorami che ci sono, guardate che panorami sul lago e anche sulle montagne. Sono quasi al bivio e tra poco girerò a destra per andare a Bellagio. È curva molto stretta, purtroppo si passa sull'altra carreggiata. Adesso sono sulla statale Lariana, anzi è provinciale questa strada qui, e dopo arriverò a Bellagio, la perla dell'Acqua. Sto percorrendo appunto la strada che da Como va a Bellagio. Il traffico è scarso visto l'orario, è ora di pranzo. Tutti sono a mangiare, quindi questa strada è proprio fantastica così vuota. By my side. Sto entrando a Bellagio. Gli abitanti del lago di Como dicono che il lago è come un uomo, di cui la testa è a Colico, i piedi a Como e a Lecco, e in mezzo alle due gambe c'è Bellagio. When my eyes meet your eyes. Bellagio, 3.700 abitanti, è famosa per la sua particolare posizione geografica, proprio alla biforcazione dei due rami meridionali del lago di Como. È ricca di storia e di antiche dimore di villeggiatura nobiliari, è stata location di numerosi film e ha ospitato numerosi personaggi storici, tra cui Franz Liszt, Stendhal, Luchino Visconti, Ernest Hemingway e molti altri. Ho lasciato Bellagio, direzione Ghisallo. È una salita che tutti i ciclisti, conoscono, perché è inserita nel Giro di Lombardia, l'ultima gara che chiude la Coppa del Mondo di ciclismo. A circle moon rises, your hand touches mine, setting sparks in my heart, drinking the sight of the winter light, all comes to life with you by my side. Tra poco arriverò a Civenna, che ha un punto panoramico tra i più belli di tutto il lago. Avete un po' di pazienza e ve lo mostro. Your arms back around
Ora salirò alla Madonna del Ghisallo, che è il santuario dei ciclisti. Ci saranno un po' di curve e poi arriveremo. Darkness surrounds me. Your arms wrap around me. The light shines. Che fortuna, proprio in curva, quando si dice la fortuna. What a world is singing, drinking the sight of the winter light. All comes to life with you by my side. Drink to the sight of the winter light. E sto ormai arrivando al santuario, eccolo lì, lo potete vedere, la Madonna del Ghisallo, protettrice dei ciclisti. Stars in a line, a sign of a dark time, and a hopeful star. A circle moon rises, your hand touches mine, setting sparks in my heart, drinking the sight of the winter light. All comes to life with you by my side. Sto per finire il mio giro, tra poco chiuderò da una chiesa del XII secolo, ma purtroppo non potrò mostrarvi gli interni che sono affrescati perché è chiusa. Darkness surrounds me. Your arms wrap around me. The light streams down on me. The whole world is singing. Sono alla Snigo in provincia di Como e il giro finisce qua. Finisce qui davanti alla chiesa di Sant'Alessandro, una chiesa del XII secolo, quindi con tanta storia, ed è anche, come dire, come sottofondo sentite la sfalciatura dell'erba che chiaramente è molto alta avendo piovuto in questi giorni. Io vi ringrazio per avermi seguito, se mi avete seguito fino a qui, spero che il triangolo lariano per voi oggi diventi una meta da considerare e magari, chissà mai, ci potremo vedere su una di queste strade. Grazie a tutti, ciao!